più confini. Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda Comeback. Rollin', 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 rollin'. Back, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana, all'amministrazione Trump e a quelli che sono i meandri del Congresso statunitense. Buonasera da Stefano Graziosi. Questa sera cercheremo di capire più nello specifico quali sono i problemi, i grattacapi che l'attuale presidente americano si ritrova in casa sua, cioè in quello che almeno teoricamente dovrebbe essere il suo partito, cioè il Partito Repubblicano. Sullo sfondo prosegue l'ormai annosa telenovela del muro al confine con il Messico. Nei giorni scorsi il presidente ha appunto avanzato una proposta di budget all'interno della proposta di budget ha inserito nuovamente la richiesta di svariati miliardi per finanziare queste barriere, questo muro meridionale, e si annunciano nuovamente battaglie da parte dei democratici che non ne vogliono sapere. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha già rispedito al mittente l'ennesima richiesta. Per Trump non è solo una questione di puntiglio, lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, ma è un principio sotto il profilo politico elettorale, perché su quella proposta, capite, si gioca la sua credibilità politica, ma il Partito Repubblicano su questo fronte risulta essere appunto abbastanza spaccato. I senatori repubblicani su questo muro la pensano in modo diverso e alcuni sono pronti a votare contro il presidente. Ovviamente questa situazione è, se vogliamo, una situazione sotto certi aspetti paradossale, sotto altri no, perché in realtà se noi guardiamo alla storia americana più o meno recente non è la prima volta che presidenti di un determinato partito si ritrovano contro il loro stesso partito. È successo anche a Bush nei primi anni 2000, è successo insomma anche a Bush padre nei primi anni 90, per cui voglio dire sono situazioni sotto certi aspetti almeno quasi fisiologiche in un contesto politico, quello americano, che è molto differente dal nostro. Il partito americano, almeno quelli che sono i partiti maggiori, repubblicano e democratico, presentano delle strutture tendenzialmente fluide, molto ampie, lasche, all'interno di cui ci sono numerose correnti, spesso in lotta reciproca, e in questo il partito repubblicano è storicamente maestro. Il partito repubblicano rispetto a quello democratico in America, questo da un punto di vista storico ma anche attuale, veramente pullula, diciamo così, di correnticole, gruppuscoli agguerriti che si fanno la lotta tra loro, e qui nel partito repubblicano spesso si trova tutto il contrario di tutto: chi vuole un maggior intervento statale in economia, chi invece ne lo vuole di meno, chi è a favore di una politica estera
lettera bellicosa interventista, chi invece predilige l'isolazionismo e dice no, è meglio che noi americani ce ne stiamo a casa nostra evitando di andare a fare guerre dappertutto. Quindi Trump con questo partito che lui ha di fatto scalato nel 2016 deve fare i conti e deve anche, anzi ha già capito di fatto che in realtà c'è una parte di questo partito che non lo sopporta e soprattutto al Senato la situazione è abbastanza ingarbugliata. Poi ci sono alcune figure abbastanza interessanti dal punto di vista politologico, che sono i cosiddetti pontieri, no? I repubblicani tradizionali che cercano di creare, di gettare un ponte tra questo presidente e la parte più riottosa del partito. Sono per esempio il suo legale Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, l'attuale vicepresidente Mike Pence, oppure l'ex speaker della Camera ai tempi di Clinton, Newt Gingrich. Sono queste figure appunto che cercano di tenere insieme un partito insomma abbastanza litigioso, anche se ad oggi non litigioso come la controparte democratica, che abbiamo visto soprattutto giovedì scorso al suo interno presenta non solo dissensi ma addirittura delle vere e proprie faide intestine. Ebbene, in questa situazione, al di là di quelli che sono i rapporti più o meno tortuosi, più o meno problematici che Donald Trump sta intrattenendo con il Senato, teoricamente suo, perché il Senato è a maggioranza repubblicana, c'è un'altra questione molto interessante che forse vale la pena di analizzare e riguarda in un certo qual modo la rielezione di Donald Trump, perché voi sapete in America ci sono delle elezioni di secondo grado quando si parla appunto di elezioni presidenziali, per cui diciamo il popolo vota i grandi elettori a loro volta devono votare il presidente, ma queste sono diciamo le elezioni istituzionali formali che vengono sempre precedute per entrambi i partiti dalle primarie, che sono appunto il processo elettorale che dura di solito circa 6 mesi, da gennaio a giugno più o meno dell'anno presidenziale, il processo elettorale, dicevo, interno, attraverso cui un determinato partito sceglie quello che sarà il suo candidato per concorrere effettivamente alla Casa Bianca. Ora, vediamo che sul fronte democratico è ovvio che ci siano numerosi candidati, sono anche troppi a dir la verità, perché in questo momento loro non esprimono una presidenza, quindi non occupano lo studio ovale. Dalla parte repubblicana può apparire un paradosso, ma non è scontato affatto che Donald Trump possa essere colui che in un certo qual modo rappresenterà il partito nel 2020. Questo non tanto perché al momento ci siano grossi problemi all'orizzonte in termini di potenziali rivali, ma vi invito a riflettere solo sul fatto che non si tratta di un automatismo, vale a dire un presidente in carica al primo mandato che dunque può chiedere la rielezione, può cercare la rielezione perché la Costituzione permette, come sapete, 2 mandati presidenziali al massimo. Non è però scontato che il partito gli riconosca, diciamo così appunto, automaticamente la nomination, per cui se la deve in qualche modo andare a cercare. Storicamente di solito è così, di solito un presidente uscente che cerca rielezione viene appunto quasi scelto in automatico, ma questo non è esattamente corretto, perché in realtà si possono verificare dei casi in cui la nomination venga contestata anche a un presidente in carica, un presidente uscente, e nella storia casi ce ne sono stati in realtà. In particolare si tratta di 2 esempi storici relativamente recenti, che però ecco diciamo che
sono esempi su cui Trump deve riflettere per non dare nulla per scontato. Il primo esempio eclatante fu quello del 1976. All'epoca il Partito Repubblicano americano usciva da quello che è stato, se vogliamo, forse ad oggi il suo più grande scandalo, che era lo scandalo Watergate. Nel 74 Richard Nixon dovette dimettersi per quello scandalo e appunto subentrò al suo posto Gerald Ford. Ford quindi governò 2 anni, terminò quello che sarebbe dovuto essere il mandato di Nixon. Nixon era appunto stato eletto per la prima volta nel 68, quindi lo scoccare degli 8 anni era nel 76, e quindi per quei 2 anni governò Ford, portando di fatto avanti la linea che era stata di Nixon, tanto in politica economica quanto in politica estera. Attenzione, perché il partito repubblicano di Nixon e di Ford era un partito repubblicano, possiamo dire, molto differente rispetto a quello che poi abbiamo imparato a conoscere negli anni successivi. Era un partito in economia abbastanza statalista e anche in politica estera portava avanti delle istanze, come dire, di distensione verso gli storici nemici dell'America, dall'Unione Sovietica alla Repubblica Popolare Cinese. E fu così che nel 76, mentre Ford credeva che appunto avrebbe ottenuto la nomination automaticamente dal suo partito, perché appunto avrebbe potuto, e di fatto poi riuscì anche a ricandidarsi, spuntò fuori all'improvviso, ma neanche tanto, l'ex governatore della California Ronald Reagan. Reagan iniziò a contestare platealmente Ford, accusandolo di gestire il partito con una strategia politica, economica e geopolitica secondo lui fallimentare. Reagan veniva dal Partito Democratico, era un rigido anticomunista, era un fautore di una prospettiva di politica economica legata al libero scambismo, quindi avversa allo statalismo di Ford, e ovviamente di Ford Reagan non sopportava il clima di distensione verso l'Unione Sovietica e verso la Repubblica Popolare Cinese. Quindi furono primarie quelle repubblicane del 76, combattutissime all'ultimo voto. Reagan dal canto suo aveva la forza mediatica, la capacità in qualche modo, come si suol dire, di bucare lo schermo e soprattutto di fare appello all'elettore medio, aveva un costante controllo e contatto diretto con la base, in un certo senso anche a livello di comizio. In questo era molto simile a Donald Trump. Gerald Ford era molto meno carismatico di Reagan, ma ovviamente, essendo presidente in quel momento, aveva tutto il network che contava del partito dalla sua parte, quindi alla fine per pochi delegati riuscì a spuntarla. Ford vinse la nomination repubblicana con un partito di fatto spaccato in 2, e fu una ben magra consolazione quella vittoria, perché poi quello stesso anno, nel 76, venne sconfitto da Jimmy Carter, dal democratico Jimmy Carter, che arrivò alla Casa Bianca. E il secondo caso eclatante di nomination contestata a un presidente uscente riguarda proprio Carter, dal punto di vista ovviamente democratico, 4 anni dopo. Era il 1980, Jimmy Carter stava concludendo 4 anni di presidenza particolarmente duri, ostici, difficili, anni che avevano anche in qualche modo conseguito qualche risultato sul fronte internazionale, come gli accordi di Camp David, ma nella fattispecie poi Carter aveva avuto 2 grandi problemi: non era riuscito a far fronte alla crisi economica galoppante e soprattutto aveva avuto il problema della rivoluzione khomeinista scoppiata in Iran proprio durante la sua presidenza. C'era stata la crisi degli ostaggi, Carter aveva provato a risolverla, non c'era riuscita, aveva fallito miserevolmente. Quindi all'interno del Partito Democratico molti iniziarono a domandarsi: ma questo qua probabilmente
probabilmente può essere sconfitto alle presidenziali dell'80, cerchiamo qualcun altro. E si fece avanti il senatore Ted Kennedy, fratello di JFK. Ted Kennedy, che aveva un'impostazione molto più di sinistra. Carter era un democratico di destra sia in politica economica che in politica estera. Ted Kennedy voleva soprattutto, insomma, puntava molto sul problema della riforma sanitaria, voleva anche ridare un minimo di credibilità internazionale agli Stati Uniti, ma attraverso una politica più pacifista rispetto a quella del più bellicoso Carter. Morale della favola, anche in quel caso primarie combattutissime, siamo, ripeto, nel 1980, alla fine, come nel caso di Ford, 4 anni prima, Carter riesce a conquistare la nomination democratica. Anche in questo caso ben magra consolazione. Perché? Perché alle presidenziali del 1980 Carter viene distrutto da Reagan, che diventa appunto presidente degli Stati Uniti. Quindi questi due precedenti storici devono far molto riflettere Donald Trump. Perché? Perché nel caso, vista insomma la situazione com'è nel Partito Repubblicano attualmente, visto che c'è una sponda del Partito Repubblicano che Trump non lo sopporta, sono i cosiddetti Never Trump, mai Trump, che si sono nel 2016 riuniti intorno alla figura del senatore del Nebraska, Ben Sasse, che è ancora, diciamo, in funzione, ancora in carica. Ben Sasse sta reclutando tutta una sua pattuglia al Senato di vari esponenti del Partito Repubblicano che ce l'hanno a morte con questo presidente, il senatore dello Utah Mitt Romney, il senatore dell'Ohio Rob Portman, e poi ce ne sono anche altri, e questi potrebbero cercare di ostacolare Trump nella sua corsa verso la nomination, perché qui vedete il problema non è tanto che Trump abbia dei problemi a riconquistare la nomination, il problema è più un altro, cioè se venga fuori un candidato magari non fortissimo ma abbastanza forte, che pur non riuscendo a conquistare questa benedetta nomination riesca però a spaccare il partito. E come avete visto sia nel caso del 1976 sia nel caso del 1980, due presidenti uscenti con un partito, con il rispettivo partito spaccato alle spalle, poi hanno perso nella corsa per la Casa Bianca. Quindi questo è un grande tema, posto che poi è ovvio Donald Trump decida di ricandidarsi. Teoricamente dovrebbe ricandidarsi, anche perché lui stesso un anno fa lo ha detto e ha annunciato formalmente la sua corsa per la Casa Bianca, però voi capite manca ancora più di un anno e quindi tante cose possono cambiare, e non sarebbe del resto neanche il primo presidente che rifiuti appunto di candidarsi dopo un primo mandato. Nell'Ottocento ce ne sono stati e anche diversi, quindi lì bisognerà capire. E c'è stato anche il caso nel 68 di Lyndon Johnson, democratico Lyndon Johnson, che all'inizio si era candidata, aveva iniziato il processo delle primarie e poi però a causa della guerra in Vietnam, a causa dell'opposizione interna da parte di Robert Kennedy, decise di ritirarsi strada facendo. Quindi vedete che le opzioni sul tavolo sono numerose. Alla fine anch'io credo che Trump si ricandiderà e credo che probabilmente riuscirà a conquistare la nomination, però la storia americana, soprattutto quella recente, ma non solo, è, come dire, costellata di precedenti e di fattori più o meno insidiosi di cui vale comunque la pena, vale la pena insomma tenere sott'occhio, tenere presenti, perché nulla è, diciamo, scontato in dinamiche strane, talvolta anche abbastanza oscure, quelle dinamiche che appunto caratterizzano le campagne elettorali americane. Per cui
Donald Trump deve guardarsi intorno. Al momento, diciamo, i colleghi repubblicani sembra siano sul fronte elettorale abbastanza quieti. Non è un mistero che i suoi avversari più, diciamo, più duri speravano che Trump, o meglio, che il Partito Repubblicano lo scorso novembre, in occasione delle elezioni di metà mandato, conseguisse un brutto risultato. In realtà non è stato così. Solitamente le elezioni di metà mandato vengono perse dal partito che, diciamo, occupa la Casa Bianca in quel momento. È accaduto a Bill Clinton, è accaduto a Barack Obama, è accaduto a George W. Bush nel 2006, accade anche a Reagan, quindi accade quasi a tutti. Trump invece ha tenuto nel novembre del 2018, perché comunque il Congresso si è spaccato a metà e una Camera, il Senato, come dicevamo prima, i repubblicani sono riusciti a tenerla, e questo elemento ovviamente ha rafforzato, non blindato, ma ha sicuramente rafforzato la leadership interna di questo presidente, che almeno sotto quel lato può dire: ho fatto un risultato migliore di tanti altri miei predecessori in passato. E quindi è ovvio che sotto questo aspetto è molto più difficile che in vista del 2020 un big del Partito Repubblicano si prenda la briga e il rischio di esporsi contro questo presidente uscente, perché sempre venendo ai due precedenti di cui parlavamo prima, Ford nel 76 e Carter nell'80, in quei casi si trattava di due presidenti piuttosto deboli politicamente. Carter per la politica internazionale fallimentare, per la crisi economica; Ford perché era diventato presidente senza passare dall'elezione, perché era succeduto al dimissionario Nixon, quindi aveva sì presa sulle alte sfere del partito, ma non aveva avuto l'investitura popolare e poi non era una figura carismatica. Quindi Trump sotto questo aspetto almeno può tutelarsi. È ovvio che ancora eventuali tegole possono cadergli sulla testa, perché c'è sempre, lo vedevamo nelle puntate scorse, il rischio di questo processo di impeachment, che poi potrebbe però alla fine, qualora si verificasse, rivelarsi un'arma a doppio taglio, quindi un boomerang pro Trump. Però è ovvio che un eventuale processo di impeachment potrebbe creare delle condizioni per far sì che qualche repubblicano antitrumpista possa farci un pensierino e scendere in lizza, scendere in campo. Ma vi ripeto, sicuramente qualcuno scenderà in campo dei repubblicani, anzi, come vedremo tra poco nella seconda parte della trasmissione, qualcuno di fatto è già sceso in campo, ma finché si tratta di nomi piccoli, di nomi irrisori, mezzi sconosciuti, questo sovente accade. Il problema è quando scende in campo il big, perché in quel caso il partito può spaccarsi. Vedremo quindi quello che succederà e soprattutto cercheremo adesso di dare un'occhiata a quelli che sono i papabili rivali di Donald Trump alla nomination repubblicana del 2020. Sono figure, come dire, molto differenti tra loro, e quindi a fianco a degli emeriti sconosciuti c'è qualche nome che potrebbe, anzi già iniziato a fare capolino, ma per le dinamiche suddette e per le, diciamo così, questioni suddette sulle elezioni di metà mandato ancora hanno dei problemi e ancora stanno aspettando, anche perché poi molto ci sarà detto, ci sarà dato da quello che è lo scenario internazionale che, come vedremo, può influire non poco nella scelta di alcuni senatori e non a scendere in campo per la nomination repubblicana. Ne parliamo a brevissimo dopo un'interruzione pubblicitaria, tra poco.
Buonasera, bentornati su Comeback. Stefano Graziosi che vi parla, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana. Questa sera stiamo cercando di capire come potrebbe comportarsi il Partito Repubblicano americano nel momento in cui, come sembra, Donald Trump decidesse formalmente, definitivamente, in modo effettivo, di ricandidarsi per un secondo mandato. Se volete intervenire, il numero è 0266 20 3529. Dicevamo nella prima parte della nostra trasmissione, insomma, il quadro generale, i precedenti storici di presidenti che sono stati appunto contestati nella ricerca della nomination del proprio partito nel momento in cui stavano terminando il primo mandato. E adesso cerchiamo di capire chi potrebbero essere questi repubblicani riottosi in procinto, più o meno in procinto poi di candidarsi contro Donald Trump. Dicevamo, qualche nome già c'è in realtà, anzi formalmente ce n'è solo uno, si è candidato qualche giorno fa, si chiama Bill Weld. Ai più non dirà granché, non diceva granché neanche a me troppo quando si è candidato. In realtà è un ex repubblicano, è stato governatore del Massachusetts negli anni 90, tornò alla ribalta nel 2016 perché si candidò alla vicepresidenza a fianco di Gary Johnson per un terzo partito, perché sapete in America sì, i principali partiti sono due, repubblicano e democratico, ma poi c'è tutto quanto una miriade di partiti più piccoli, organizzati come meglio credono, che ogni volta concorrono per arrivare alla Casa Bianca e ovviamente non ci riescono mai. Tra questi partiti uno dei più grossi, appunto esclusi i primi due, è il Libertarian Party, cioè il partito dei libertari, che sono un movimento a cavallo tra destra e sinistra, ma che fondamentalmente, per riassumere all'osso, portano avanti una filosofia politica antistato, molto a favore del libero mercato, insomma, capite, libertaria per l'appunto. Questo Weld è l'unico per adesso che si è candidato per contrastare Trump alle primarie repubblicane. Probabilmente sarà, come sovente accade nella corrente dei libertarians, una candidatura di bandiera che al 90% non arriverà da nessuna parte. Poi un altro nome che circola, un nome che è stato associato al movimento di cui vi parlavo prima. Questo movimento non è molto strutturato, è informale, questi repubblicani cosiddetti Never Trump, mai Trump, appunto, è l'attuale governatore del Maryland, Larry Hogan. Costui anche, insomma, ha una notorietà relativa. In America sì, qualcuno in realtà lo conosce, non è proprio uno sconosciuto totale, al di fuori dell'America un po' meno. Anche in questo caso si dice che sia in procinto di candidarsi perché è stato visto con questi senatori repubblicani antitrampisti a alcune loro convention, alcune loro riunioni. Poi starebbe organizzando un viaggio in Iowa. Voi sapete che quando un politico in America in questo periodo inizia a organizzare viaggi in Iowa, essendo il caucus dell'Iowa il primo appuntamento elettorale di solito delle primarie, subito si dice ecco sta per candidarsi, sta per scendere in campo. E qui questo Hogan, lui per ora ovviamente smentisce tutto, però dicono che potrebbe candidarsi proprio per rappresentare l'ala antitrumpista dei repubblicani. Fatto sta che se lo facesse anche lui, in realtà di speranze di vittoria ne avrebbe ben poche, non fosse altro che
è una figura molto di sinistra, cioè sposa tutta una serie di politiche, di idee che con il Partito Repubblicano c'entrano molto poco, e soprattutto con quella che è la sua corrente, come dire, più conservatrice, che in un certo qual senso è quella che risulta la corrente più corposa al suo interno, anche poi al netto di tutte varie distinzioni che ha in se stessa. E poi però a salire iniziano a comparire alcuni nomi eccellenti, nomi che, ribadiamolo, non hanno sciolto nessuna riserva e continuano a dire che non hanno nessuna intenzione di correre per il 2020, ma comunque sono nomi molto chiacchierati, perché si dice che in realtà qualche piccola, e forse neanche tanto piccola, ambizione presidenziale potrebbero in realtà averla. Innanzitutto abbiamo il senatore della Florida Marco Rubio, che ricorderete fu uno dei protagonisti a suo modo delle ultime primarie repubblicane, quelle del 2016. Era considerato da moltissimi analisti l'enfant prodige del partito repubblicano, colui che in qualche modo avrebbe riportato il partito in auge, molto ferrato, si diceva, questo senatore della Florida, anche piuttosto giovane, molto ferrato in politica estera, e poi alla fine però non se ne fece nulla, perché durante un dibattito elettorale televisivo che si tenne in New Hampshire venne letteralmente annientato da un altro candidato che era l'allora governatore del New Jersey, Chris Christie. Christie lo distrusse davanti alle telecamere e Rubio fece una figura barbina, perché cominciò a ripetere una lezioncina imparata a memoria, dimostrandosi del tutto incapace di una replica vera, salda, coerente, anche, come posso dire, fiera, cattiva. No, era veramente, insomma, dimostrò di essere niente di più che un candidato da laboratorio, studiato a tavolino, realizzato un prodotto degli spin doctor, e da lì di fatto, per quanto abbia cercato in tutti i modi di rimanere aggrappata a quella candidatura, perché poi in realtà prima di ritirarsi ce ne mise di tempo, però a quel momento la sua carriera dal punto di vista, almeno la sua ambizione presidenziale, andò a sbattere contro un muro e non se ne fece più niente. Rubio non ha mai digerito quella sconfitta, ha sempre considerato Donald Trump una sorta di usurpatore, perché era lui che si considerava appunto l'eletto in quel frangente lì, non ha mai digerito la politica di Donald Trump, soprattutto la politica estera di Donald Trump, perché Trump, lo abbiamo visto più volte in queste trasmissioni, Trump auspica e predilige una visione tendenzialmente distensiva, poi non è sempre così, ma comunque distensiva verso realtà come la Russia, la Corea del Nord, eccetera, laddove Rubio al contrario è più quello che si definisce un falco, e quindi è vicino all'ideologia neoconservatrice, quindi è un sostenitore dell'idea che l'America debba avere un ruolo di primo piano, anche militare, sullo scacchiere internazionale. Ebbene, Rubio in questo momento è abbastanza attivo, non parla di candidature, però si fa molto sentire su determinati dossier. In particolare, questo magari potrà essere un argomento di qualche puntata successiva, sul dossier venezuelano. Sono mesi, per non dire più di un anno, che Rubio è tra i senatori repubblicani quello che maggiormente sta cercando di spingere Trump addirittura un intervento quasi militare in Venezuela. Rubio, tra l'altro, è discendente di esuli cubani, quindi ha il suo feudo elettorale in Florida, dove non solo sono molto forti storicamente gli anticastristi, e lui è un anticastrista doc, ma negli ultimi anni sono diventati anche molto forti gli anti-Maduro,
Quindi c'è anche un ragionamento di questo tipo che in un certo qual modo va fatto. E quindi Rubio, come si diceva nella prima parte della trasmissione, era evidentemente uno di quei senatori repubblicani che molto scommetteva su un eventuale debacle di Trump alle ultime elezioni di metà mandato, ma questa non è avvenuta. Quindi bisognerà vedere che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in particolar modo, per capire se questa figura, che sicuramente era, ma probabilmente è ancora molto ambiziosa, bisognerà capire che cosa deciderà di fare. Anche perché poi c'è da dire che al netto dell'ambizione non è detto che a lui convenga troppo anche sfidare Trump sul suo stesso terreno, perché quando questo accadde nel 2016 venne puntualmente battuto. Però è sicuramente una figura che va monitorata molto, sia per il 2020 sia per eventualmente il 2024, posto che riesca a scrollarsi di dosso quella figura barbina che ha fatto, perché su questo fronte in America sono terribili. Quando nei dibattiti elettorali e soprattutto per le presidenziali ci sono figure di questo tipo, di solito restano, come si suol dire, appiccicate al candidato e non riesce più a scrollarsene di dosso. Ci fu un caso abbastanza eclatante, questo un po' più vecchiotto, nelle primarie repubblicane del 2012, l'allora governatore del Texas, ex governatore del Texas, Rick Perry, che era dato tra i favoriti per diventare addirittura presidente degli Stati Uniti, durante un dibattito elettorale per le primarie iniziò ad elencare le agenzie governative che avrebbe voluto chiudere per risparmiare soldi, ridurre il deficit, eccetera. Se ne dimenticò una, andò nel pallone, e da quel momento la sua carriera presidenziale è fallita. Cioè, quando poi si è ripresentato nel 2016, tutti quanti a ricordargli: ah, ma tu sei quello che ha fatto quella figura. Per cui capite che Rubio ha anche questo tipo di problema e non è detto che riesca in qualche modo a trarsi d'impaccio. Però l'ambizione è l'ambizione. Ma al di là di Rubio c'è ancora un'altra figura, tra l'altro molto vicina allo stesso Rubio, se vogliamo, che è quella, diciamo, elettoralmente e politicamente più ambigua, ed è quella dell'ex ambasciatrice statunitense all'ONU Nikki Haley. Perché si parla molto di Nikki Haley negli ultimi mesi? Perché Nikki Haley ha una storia politica molto interessante. Nikki Haley è stata una giovane governatrice repubblicana del South Carolina. Lei è di origini indiane. E fu lei che nel 2016 pronunciò il controdiscorso del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Obama, perché voi sapete che ogni volta che un presidente tiene il suo discorso sullo Stato dell'Unione, un esponente del partito avverso fa il controdiscorso. Quell'anno fu Nikki Haley, che tenne appunto una linea molto dura, repubblicana tradizionale, criticando Obama, ma criticando anche, pur non citandolo mai, Donald Trump, che in quel momento stava emergendo. Ripeto, gennaio 2016 erano pochi giorni all'inizio delle primarie repubblicane. E quindi Nikki Haley dall'epoca è stata iniziata ad essere intesa dall'establishment repubblicano come una papabile candidata, donna, giovane, appartenente alle minoranze etniche, con esperienza anche amministrativa, essendo stata governatrice. Ebbene, nel corso di tutto il 2016 Nikki Haley non ha risparmiato delle critiche più o meno velate a Donald Trump, anche perché rispetto a Trump lei, ribadisco, è una repubblicana più classica, quindi soprattutto in politica estera porta avanti delle istanze interventiste, neoconservatrici, quindi come Rubio non vede di buon occhio le distensioni trumpiste. Fin quando
Sempre siamo nella primavera del 2016, Marco Rubio, all'epoca, ripeto, in totale difficoltà elettorale durante quelle primarie repubblicane lì, la sceglie come sua eventuale vice in una altrettanto eventuale, all'epoca ormai già remota, possibilità di conquistare la nomination repubblicana. Era ovviamente un modo che Rubio aveva per cercare di succhiarle un po' di popolarità e risalire nei sondaggi che lo davano a picco, e ovviamente non ci fu nulla da fare. Poi ci furono le elezioni, Donald Trump vinse e arrivò il momento delle nomine all'inizio del 2017. Contrariamente a quello che molti ritenevano, Donald Trump alla fine scelse proprio Nikki Haley come ambasciatrice statunitense all'ONU. Fu una mossa che molti in realtà non capirono. Mi dicono che c'è una telefonata e quindi interrompo un secondo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parlo? Sono Wanda, dalla provincia di Venezia. Buonasera, dica tutto. Allora, io farò una domanda secca. Sì. Sia per i democratici che per i repubblicani, perché io leggo abbastanza, e anche sull'America. Quanto influenza ha in America sui due partiti l'esercito, ovvero sia la Marina e l'esercito in generale? Ma guardi, l'esercito è una forza politicamente trasversale. Mi spiego. È più una questione, e questo è emerso molto bene alle ultime elezioni, è più una questione ormai di scontro, se vogliamo, tra l'establishment dei due rispettivi partiti, tanto quello democratico quanto quello repubblicano, e poi rispetto a quelle che sono le loro rispettive basi elettorali. Questo è un punto molto importante. Di solito le basi elettorali, tanto dell'uno, tanto dell'altro partito, con l'esercito, quantomeno con le alte sfere dell'esercito, non vanno troppo d'accordo, perché le alte sfere dell'esercito tendenzialmente, è ovvio, sponsorizzano una politica estera piuttosto interventista e quindi, come dire, anche se vogliamo un po' aggressiva o comunque di forte presenza all'estero. Faccio un esempio, il caso della Siria. Donald Trump ha più volte promesso nel corso dei suoi comizi elettorali, ha promesso il ritiro delle truppe americane dalla Siria, perché sa bene che la sua constituency, la sua base elettorale, non ne vuole sapere di mantenere l'esercito lì. E quindi lui promette: me ne voglio andare, anzi adesso lo avrebbe anche sancito. È una cosa che l'esercito, invece, le alte sfere dell'esercito non vogliono accettare, perché dicono a Trump: caro mio, se tu te ne vai, capisci bene che l'influenza che noi americani abbiamo in Siria e in tutto il Medio Oriente si ridimensiona a favore di quella che in quel caso lì è la Russia. Quindi il tema dell'esercito, ripeto, è trasversale a entrambi i partiti, perché nel momento in cui dovesse candidarsi adesso, parrebbe per i democratici Joe Biden, pur essendo teoricamente esponente di un partito di sinistra, Joe Biden è un fautore dell'esercito, nel senso delle politiche che l'esercito porta avanti, e quindi è un fautore della linea del Pentagono, così come sono fautori di quella linea lì altri repubblicani, spesso e volentieri avversi a Trump, quelli che citavo prima, Ben Sasse, Mitt Romney, Rob Portman. Questi hanno tutta una visione appunto molto vicina a quelle che sono le alte sfere dell'esercito, laddove Donald Trump col Pentagono spesso e volentieri ha dei problemi. Pensate anche alla politica interna, quando c'è ancora la questione della carovana honduregna che sale verso gli Stati Uniti. Trump disse: mando l'esercito,
E il Pentagono, all'epoca c'era il segretario della difesa Mattis, disse ma che fai, in realtà noi non siamo molto convinti, e guarda caso Mattis a fine dicembre è saltato, ha dato le dimissioni. Per cui è questo il tema che in un certo qual modo va tenuto presente. Poi è ovvio che l'esercito ha un ruolo anche talvolta di stabilizzazione dentro le amministrazioni. Perché? Perché l'esercito in diversi dossier che l'amministrazione Trump si è trovata a dover affrontare in questi 2 anni, penso soprattutto all'Iran, l'esercito è quello che ha in qualche modo mediato tra le varie posizioni. Cioè l'esercito non va sempre considerato come massimalismo bellicista, va anche considerato come forza, come dire, tra virgolette, democristiana, che al centro cerca di stabilizzare, perché lì quando c'era da decidere se mantenere in piedi o meno l'accordo con l'Iran l'anno scorso, c'era Trump che proprio se ne voleva andare e basta, perché dell'Iran non gliene importava niente, quindi una mossa isolazionista, e poi c'erano invece i falchi più neoconservatori che dicevano no, ce ne dobbiamo andare, ma con l'intento di rovesciare i khomeinisti e metterci un regime amico. L'esercito, lì rappresentato sempre dal segretario della difesa Mattis, che era appunto un generale, Mattis disse ma teniamo una via di mezzo, in realtà sì, critichiamo l'Iran, ma quell'accordo teniamolo, perché sempre nella stessa ottica di contenimento della presenza russa nell'ambito del Medio Oriente. Quindi diciamo che la politica che porta avanti l'esercito, anche a livello, poi ovvio che non interviene direttamente nelle elezioni, ma diciamo i candidati che tendenzialmente predilige il Pentagono sono candidati appunto più vicini all'establishment di Washington. Quindi tra un Trump o un Biden probabilmente l'esercito sceglierebbe un Biden, perché Biden è più in linea con quella che è la filosofia tradizionale dell'establishment di Washington, che è quella filosofia tradizionale contro cui l'elettore americano ha votato quando ha scelto Donald Trump nel 2016. Poi ovvio, non ci sono mai le cose non vanno mai tagliate con l'accetta, quindi anche Trump spesso scende a patti con l'esercito su determinate questioni, però gli orientamenti sono più o meno questi. E del resto proprio una candidata che l'esercito apprezzerebbe è questa Nikki Haley, che difatti ha una visione molto tradizionale sotto questo aspetto, e quando divenne, dicevamo prima, ambasciatrice all'ONU per gli Stati Uniti con Trump, nonostante i due spesso stentassero una certa, come dire, alleanza, la volontà di essere uniti, in realtà i due litigavano molto spesso dietro le quinte, perché Nikki Haley non ha mai granché accettato né la distensione verso la Russia e neanche verso la Corea del Nord. Quando ci fu l'inizio di disgelo con la Corea del Nord, che si iniziò a capire che ci poteva essere verso la fine del 2017, Nikki Haley non ha aiutato minimamente Trump su questo fronte, anzi Nikki Haley ha sempre prediletto all'ONU una linea di forte chiusura, forte critica e di forti sanzioni nei confronti appunto del regime di Pyongyang. Per cui costei potrebbe essere in procinto di candidarsi, chi lo sa. Visto quello che abbiamo detto prima, probabilmente aspetterà il 2024, non si sa quanto le convenga, però è anche vero che lei poche settimane prima proprio delle elezioni di metà mandato del novembre scorso, si è dimessa dal suo incarico. E questa cosa ovviamente ha fatto riflettere molti analisti. Forse lei credeva che Trump quelle elezioni le avrebbe perse e invece ha portato a casa un risultato non da poco. Io vi saluto per questa sera e vi do appuntamento a giovedì prossimo con Comeback. Un saluto da Stefano Graziosi. Comeback. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Comeback.